avrà modo di rispondere e magari anche di ricevere il cuscino. La seduta è chiusa, grazie. È durata meno di un'ora quella che avrebbe dovuto essere la prima vera seduta dell'organo legislativo della Regione Veneto dopo le elezioni, ma è stata sciolta e riconvocata per martedì prossimo. Oggetto dell'ultimo scambio, al culmine di una bagarre che ha ulteriormente rallentato i lavori dell'Aula, l'assenza dell'assessora Venturini che ha riferito ai volontari della Protezione Civile impegnati alle Olimpiadi di portare con loro cuscino e sacco a pelo, e la gag è presto servita. Credo che non sia rispettoso nei confronti del Consiglio, a pochi giorni delle Olimpiadi, con ciò che è stato riportato dalla stampa nazionale, che l'assessore Venturini non sia in aula per legittimamente condividere e rassicurare i consiglieri. Tra l'altro mi dispiace perché le avevo portato anche un presente, un cuscino come simbolo di l'ho qui, ma... Consigliere Montanari, no, ma ci fidiamo, non ci serve... Le avevo portato un cuscino all'assessore all'assessore Venturini, così, insomma, però mi dispiace. Però... Io direi di evitare queste robe. C'è stato poi il tema del voto online, i sistemi davano problemi e il Presidente del Consiglio Zaia non ha nascosto il suo nervosismo. Io credo poco a questo sistema di votazione comunque. Non so chi se l'ha inventato. Risultato finale di 16 punti del giorno, appena 3 quelli affrontati in assemblea, non senza malcontenti. È vergognoso che si faccia un consiglio regionale dopo più di un mese di attesa dall'inizio dei lavori, che dura un'ora praticamente, per polemiche sterili sul funzionamento del voto elettronico, di fronte invece alle vere esigenze e priorità del Veneto. Pensiamo che il Veneto non ha ancora approvato un bilancio, quindi non sappiamo quali sono le risorse sul sociosanitario, sui trasporti e sulla casa, su tutte le altre priorità che ovviamente attendono la Regione Veneto. È una vera e propria farsa. Prima ancora di iniziare, quindi non c'entra nulla il problema che possono aver avuto i sistemi elettronici, il Presidente decide che si fanno solo 2 punti e si va via. Siamo di fronte a un Consiglio che vede Zaia che arriva e vuol stravolgere tutto per dire che lui è più bravo di quelli prima, cambia calendari, cambia giornate, cambia orari, e alla fine le cose non funzionano.